Gian Andrea Mencini, che ci ha fatto questo regalo, quindi un percorso nella nostra provincia, ha raccolto delle testimonianze, infatti vedete il nostro parterre di testimonianze e quindi ci ha in un certo qual modo promozionato a venire a vivere da noi. Tra l'altro poi la moglie, che è anche presente, ha detto: è da tanto che io vorrei venire a vivere da voi, quindi non rimanere a Venezia. Noi siamo ben contenti, così, vero Presidente, dalle 200.000 persone aumentiamo. Ecco, questa è la mia introduzione. Quindi passo la parola al Presidente della provincia Padrin, che lui cerca di fare di tutto perché la nostra sia una provincia molto appetibile. Ringrazio anche personalmente a nome di tutti per l'invito che ha fatto, accolto al Presidente Mattarella, che abbiamo avuto l'onore di avere qualche giorno fa, e do la parola a lui per un saluto. Brevissimo, grazie Flavia. Il mio è un saluto e un benvenuto ai relatori, quindi abbiamo sindaci, presidenti di categoria, abbiamo chi lavora in montagna, abbiamo Chiara, che ormai è diventata, che ha un ruolo importante a livello nazionale all'interno della Coldiretti, che è il presidente della fiera. Flavia, insomma, il parterre è di assoluto livello e quindi per me dare un benvenuto ai relatori. Penso che questo sia un tema che vada al di là della pubblicazione del libro, dove io ho letto qualche passo attraverso quello che mi ha fatto vedere Flavia, lo dico con sincerità, l'altro giorno alla conferenza stampa di presentazione di Agrimont, e penso che questo sia un tema importante che ci è caro soprattutto a noi bellunesi, perché i dati che Diego Cason, nominato prima, sa bene della nostra montagna, che purtroppo si sta spopolando sempre di più, ma non è solo la montagna bellunese, è la montagna in generale. Quindi affrontare questo tema è sicuramente importante. Io partecipo anche agli Stati Generali della Montagna che il governo ha istituito e che sono un momento di confronto e dibattito importante, da dove mi auguro possano uscire delle scelte forti affinché le istituzioni guardino con maggiore attenzione alla montagna e ai suoi problemi. C'è bisogno di dare servizi migliori, soprattutto a livello infrastrutturale, affinché le persone possano veramente tornare a vivere in montagna, ma non solo le persone, i giovani. Il problema nostro è che perdiamo i giovani, che quando poi vanno all'università nella bassa poi non tornano più a casa, vero Giorgia? E quindi questo è sicuramente un tema da affrontare per cercare di trovare delle soluzioni, e quindi anche iniziative come quella di oggi possono dare un contributo importante, uno stimolo affinché si possa capire quello che è il problema, ma poi si possa dire che vivere in montagna è bellissimo, perché comunque l'ambiente dove ci troviamo è unico. Poi noi, dove abbiamo le nostre Dolomiti, penso che possiamo essere orgogliosissimi di vivere in un paesaggio così bello, e tutto sommato io sono anche positivo che non può che dare un futuro ai nostri ragazzi, se ci credono. Ecco, mi fermo qui, buon tavola rotonda a tutti e grazie di essere qui a presentare il suo libro. Grazie. Grazie Presidente Padrin. Adesso darei la parola al nostro Presidente della fiera, dottor Bellati, e quindi siete paesani, vero? Ecco, da Venezia a Venezia. Noi abbiamo piacere che il nostro Presidente sia, diciamo così, da Venezia. Vieni un po' più avanti, che mi sembra, ecco, così lo vedo, perché noi abbiamo bisogno, c'è sempre stato questo appoggio Venezia-Belluno, anche da tempi addietro dal nostro Tiziano in avanti, partito dal Cadore, è andato poi a lavorare a Venezia, quindi storicamente, e quindi per noi questa liaison è importantissima. Presidente, prego. Grazie mille Flavia, grazie anche a Chiara, perché anche Chiara, anche lei è nel consiglio di amministrazione della fiera, ha spinto perché si facesse questo incontro di oggi. Io Gian Andrea non lo conoscevo, l'ho conosciuto tramite voi. Ci siamo incontrati, per metterci d'accordo, niente po' di meno che davanti alla scuola dei Frari, la scuola San Rocco, stupenda, perché era più comodo per tutti e due. Io stavo tornando da Longarone e ci siamo visti là. Siamo entrambi di Venezia, stiamo qui insieme, mi dà quasi l'idea, stiamo facendo una grandissima sfida che riguarda proprio due aree che nel passato sono state potentissime, piene di abitanti, che oggi sono in difficoltà, perché immaginatevi, la montagna perde popolazione, ma la parte di Venezia insulare, quella d'acqua, quella storica,
ha perso nell'arco, da quando io ero bambino, non dico quanti anni, ma insomma si capisce un po', ha perso 2/3 dei suoi abitanti, da 150.000 siamo scesi a 50.000, quindi la problematica è comune, forse ancora più tragica nella Venezia insulare. Quindi incontrarci oggi qui con voi che siete delle testimonianze, perché anch'io ho letto il libro e mi è piaciuto vedere la parte proprio più concreta delle testimonianze, mi dà quasi l'idea di raccogliere le forze per insieme vincere questa sfida dello spopolamento, perché la cosa peggiore per un territorio è perdere la popolazione. Le civiltà si distruggono con le guerre, con le carestie, le pestilenze una volta, ma oggi si possono distruggere con lo spopolamento e noi dobbiamo lottare contro questo. C'è anche la gondola, come diceva Flavia, per farci sentire ancora più collegati con questi due territori, ma ci sono anche tanti progetti qui in fiera. Noi stiamo raccogliendo anche con politici importanti idee e progettualità per trovare i sistemi per andare appunto in controtendenza. Però adesso lasciamo parlare invece del vivere in pendenza e quindi un augurio e un grazie di essere tutti qui a dare questa bellissima testimonianza. Grazie Presidente. Sì, ecco, allora quando Chiara ha chiesto in CDA, ha detto io ho questo libro per le mani, ha detto avrei piacere di presentarlo al Lungorone Fiere proprio nella fiera di Agrimont, e l'abbiamo letto, abbiamo discusso, abbiamo parlato, quindi noi l'abbiamo accolto assolutamente in maniera positiva e abbiamo detto come lo presentiamo, perché un libro si può presentare in maniera canonica, c'è la persona che presenta, parla un quarto d'ora e poi si dà il libro. Invece noi abbiamo detto no, vogliamo far parlare i protagonisti, perché Mencini, quindi Gianandrea, è andato ad incontrare i protagonisti e quindi noi vogliamo che siano loro a dire, perché noi quello che hanno detto lo leggiamo anche sul libro, ma qua magari abbiamo piacere di fare anche una specie di tavola rotonda, così uno magari vuole aggiungere anche qualcosa in più, che magari quando ha detto Gianandrea se lo scrivi non te lo dico, ma qui da noi è importante che magari lo diciamo, però ecco. Poi abbiamo anche il piacere e l'onore di avere la nostra sindaca Silvia Cestaro, sindaca di Selva di Cadore, che poi sentiremo, perché ha fatto un appello particolare. Lei ha detto venite a vivere in montagna, quindi noi sentiremo questo, il piacere che una persona delle istituzioni dica venite a vivere in montagna, che si sta bene, perché di solito invece intanto non riusciamo ad avere persone che fanno gli amministratori, sindaci poi di piccoli comuni, è una missione, veramente una missione. Poi è anche una donna, una splendida donna, e dice venite a vivere in montagna, quindi abbiamo proprio piacere, no, di capire e di esplicitare. Poi la Claudia Scarstanella, un'altra splendida donna, che lei duramente ha deciso vivo in montagna, non solo, vivo del legno, di quello che c'è attorno alla montagna. E c'è una bellissima frase che poi a un certo punto Mencini ha detto, ma come mai la Claudia pensa di valorizzare la montagna con gli alberi in piedi, lei che ha la segheria li vuole tagliare, e poi ci dirà anche quello, butto là, però butto là anche quello. Quindi importante anche perché lei ha deciso di accettare la carica di presidente di Confartigianato Belluno, non da poco, quindi abbiamo due donne al vertice, infatti vedete una a destra e una a sinistra, e poi sentiamo il parterre e il perché. Quindi assieme poi darò la parola tutti a Chiara Bortolas, abbiamo deciso di fare così una chiacchierata, che poi alla fine se c'è anche qualche domanda del pubblico possiamo, qualche domanda magari del pubblico che interviene, e l'autore come vedete è lì in fondo che poi giustamente risponderà se c'è qualcosa poi da aggiungere. Quindi poi continuo, Giovanni Casanova, benissimo, quindi Malga Tignas, sappiamo cosa significa vivere in Malga, una responsabilità molto importante, il presidio del territorio lo troviamo molte volte e abbiamo chissà cosa significa. Poi Claudio Polesana, quindi la terra dei Gai anche qui, importantissima come scelta che poi ci dirà. Marco Gueri, che ho scoperto adesso che è stato anche un mio alunno alle medie, ecco, quindi professoressa Vero Polesani, qui c'è la professoressa Polesani. Noi sappiamo che abbiamo piacere che i nostri alunni poi riprendano, rimangano sul territorio e vivano anche sul territorio, agriturismo Faverghera ma dell'Alpago, e quindi ecco adesso
Claudia, la nostra Claudia, che dice coraggio e tenacia, l'agricoltura è femmina. Quindi io adesso passo innanzitutto la parola a Chiara Bortolassi, quindi membro, la mia compagna del CDA, e lei che ha voluto fortemente la presentazione di questo libro. Sì, buongiorno a tutti. Ho voluto fortemente la presentazione di questo libro in questa fiera Agrimont perché credo che sia davvero l'occasione più importante in cui si può iniziare una riflessione su che cosa significa vivere in montagna, fare agricoltura, ma non solo in montagna. La nostra provincia si sta spopolando, lo abbiamo visto in questi anni, e quindi dobbiamo cercare in qualche modo di correre ai ripari e di trovare delle modalità che permettano a chi sceglie di vivere e di avere un'attività nella nostra provincia di poterci rimanere. Flavia dice bene, sono attività fatte con coraggio e con tenacia perché sono due caratteristiche che sicuramente accomunano tutti i protagonisti che vedete qui oggi e anche altri protagonisti che ci sono all'interno del nostro libro. Sono queste due caratteristiche che li spingono tutte le mattine a rimanere nel loro territorio, a fare un lavoro a volte anche difficile e faticoso, ma che non cambierebbero molto probabilmente con qualcos'altro, magari in una località più pianeggiante, perché quello che poi manca è il rapporto con le nostre montagne, con la terra, con gli alberi, con i boschi, con le nostre realtà, anche con i nostri abitanti, che in qualche modo, anche se sono spesso un po' chiusi, un po' diffidenti, sono comunque una caratteristica molto importante della nostra provincia. E credo quindi che questa sia davvero un'occasione che non potevamo lasciarci sfuggire, perché Agrimont è una vetrina per l'agricoltura di montagna. Longarone Fiere è l'unica fiera in cui si può parlare di agricoltura di montagna in maniera seria, perché è quella situata più in alto, e quindi è giusto parlarne oggi, parlarne qui con tutti questi protagonisti. Benissimo, grazie Chiara. Ecco, ho chiaramente il cellulare non per maleducazione, ma perché al giorno d'oggi, invece che tante fotocopie, ecco che cosa Chiara mi ha mandato, l'avevo già letto, l'articolo e l'intervista che il nostro sindaco, ecco qua, praticamente ha fatto un'intervista molto particolare. Venite a vivere da noi in Agordino, qui c'è lavoro per tutti e avrete una vita dai ritmi umani. Questo è molto molto importante, quindi Selva di Cadore, 20 gennaio 2019. Prego Sindaco. Sì, certo, vivere in montagna non è semplice, l'ha detto prima il Presidente della provincia, per vivere in montagna ci vuole volontà e ci vuole passione, questo è indubbio, quindi nulla è facile, però abbiamo tanto in cambio. Il vivere in montagna deve essere qualcosa in cui si crede, e io posso portare la mia testimonianza perché comunque da parte di madre sono d'origine di Selva di Cadore, da parte di padre di Treviso, come si capisce dal cognome, e è stata una scelta di vita quella di andare a vivere a Selva di Cadore, che non cambierei assolutamente, perché l'amore che ho per la terra e che credo che sia condiviso da tutti coloro che abitano nel Bellunese mi ripaga di ogni sacrificio e di ogni difficoltà che si ha nel quotidiano. Certo, ci sono tante cose difficili, come quella di mandare i figli a scuola magari lontani da casa, come la difficoltà, non so, di approvvigionarsi con i beni, bisogna andare a Belluno per fare la spesa o altre cose, però usciamo di casa, abbiamo un panorama meraviglioso, abbiamo una cultura incredibile, perché non dimentichiamoci che tutti i nostri paesi, nessuno escluso, ha una capacità e una storia e una cultura che difficilmente si trovano così a portata di mano, no? Penso che quasi tutti i paesi, compreso Val di Zoldo, abbiano un museo, per esempio. Non è una cosa da poco. Cioè, andiamo nelle grandi città, escluso dove ci sono finanziamenti incredibili, le cittadine medie hanno musei che magari sono decrepiti. Noi con la nostra volontà abbiamo trattenuto le nostre usanze e le abbiamo messe in mostra
per tutti, per ricordarci chi siamo e per ricordare agli altri chi siamo. Ci sono tante altre difficoltà, sicuramente. Credo che se noi vogliamo portare altre persone a vivere in montagna dobbiamo crederci noi. Questa è la cosa essenziale. È chiaro che se noi cominciamo a dire a chi magari è interessato o chi ama la montagna così perché è bella, no? È un classico, ci sono le montagne, c'è il verde, ci sono gli alberi, e si comincia a dire sì, ma guarda che se vieni a vivere qui hai queste difficoltà, quell'altra, quest'altra, alla fine abbiamo già perso noi in partenza. Noi dobbiamo vendere quello che abbiamo dicendo la realtà, ovvero mancano determinati servizi, per carità, ma qui potete trovare la pace, la serenità, appunto il famoso ragionamento che si faceva, no? sulla vita slow, calma, lenta. E un'altra cosa mi viene in mente, adesso siamo ad Agrimont, il chilometro zero. In quale altro posto potete andare a trovare i formaggi di malga, i salumi prodotti dai nostri produttori, piuttosto che anche le coltivazioni a seconda dell'altitudine. Per cui questo dobbiamo portare, dobbiamo essere convinti e ci vuole volontà. Il mio appello è rivolto sicuramente a tutti, ma soprattutto a ragazzi e persone che credono veramente, quindi non deve essere un ticket dove io dico voglio andare a vivere in montagna, tanto mi passano tutto, mi danno gratis, mi trovano il lavoro, mi danno la casa e quant'altro. Deve essere volontà di iniziare una nuova attività o di entrare in attività già avviate, consapevoli che siamo in montagna. Basta. Ecco, come avete sentito, la determinazione e la chiarezza, perché chiaramente quando poi una donna in questo caso si mette in gioco per avere l'amministrazione anche quindi pubblica di un comune, deve essere chiara, deve essere precisa, non è che può dire cioè venite, io vi do, noi facciamo qui da noi in montagna, non è facile, non ti regala niente nessuno, però la soddisfazione è immensa. Ecco, la soddisfazione che abbiamo innanzitutto, come diceva, del paesaggio. Anch'io ho abitato e insegnato 2 anni a Misurina, cioè quando aprivo la finestra ti ripaga già, è come avere un surplus di stipendio, c'è poco da fare, no? Ecco, quindi lo stipendio è sempre quello, però insomma almeno non insegno, non so, a maestre, ecco. Tanto per dire, no? Che non è poco, ma secondo me che volessi magari denigrare, però lì sono stati 2 anni che ho insegnato a Misurina, meravigliosi, e non ho preso neanche un raffreddore, se per quello, ecco. Ma detto questo, insomma, è veramente il valore aggiunto. Poi altre parole importanti che sono da sottolineare: musei, ecco, è vero, sottolineo, mi ricordo bene quando abbiamo cercato di allestire il museo del chiodo a Zoldo, sempre appunto con la dottoressa Perco, eccetera. Ogni realtà vuole mantenere la propria storia, la propria cultura. E come facciamo a mantenere la propria storia, la propria cultura? Mantenendo quello che abbiamo. Non a caso abbiamo il museo etnografico, quindi di Seravella, che è capofila anche a livello veneto, e non a caso noi siamo quelli che non si butta via niente. Ecco, abbiamo le soffitte, per fortuna alte, dove manteniamo molte cose. Ecco, quindi un'altra cosa che sottolineo è: dobbiamo crederci noi, ha detto il sindaco, ha detto Silvia. Ecco, questo è importante. Noi ci crediamo, noi stessi ci crediamo, e dobbiamo anche far sì che altri, e soprattutto i giovani, ci credano in maniera molto importante. Ecco, io quando ho letto in maniera particolare, approfondita questo libro, anche in maniera personale, insegnando io appunto all'istituto agrario con 600 alunni che vogliono vivere in montagna, presidiare la montagna e far sì che questa provincia cresca, avevo buttato giù di getto alcune note. Quindi l'autore ha messo insieme criticità ed eccellenze, perché l'autore Gianandrea ha detto: io vengo in vacanza nella provincia di Belluno, mi piace e voglio fare qualcosa per analizzare la provincia di Belluno, per capire, e se ho capito bene anche per aiutarla in questo senso, e ha messo in piedi, ha messo anche delle criticità, perché giustamente non è solo la montagna quello che vediamo, le cose belle, ma ci sono tante criticità. Ed ecco che è importante che i politici in questo caso ci danno una mano, perché prima di risolvere un problema devo sapere qual è.
io so qual è il problema, così pian piano so anche, se ho la capacità e la conoscenza, riuscire a risolverlo, e poi tante eccellenze. Mi sono emozionata nel sentire le storie delle persone, delle donne, degli uomini, i bambini che crescono con la natura, come spero vi emozionerete voi. Poi ha aggiunto anche nel percorso paesaggio splendido, è anche un po' come una guida turistica, diciamo così, la storia. Ha parlato anche lui quindi delle latterie che venivano fatte, ha accennato alla parte artistica, e quindi c'è anche un excursus storico, artistico, naturalista artistico, e il tutto chiaramente all'interno del settore primario. Questo fa da corollario. Poi un'altra cosa molto importante, ha valorizzato le persone di base, perché io posso avere dei paesaggi splendici, ma sono le persone che li mantengono e che poi continuano, e soprattutto attraverso i pensieri delle persone. Loro hanno dei pensieri molto importanti, le storie, le delusioni, perché ognuno di quelli che voi leggerete ha delle storie particolari che vi faranno anche sorridere. Oggi non è potuta venire la nostra ragazza, la Daniela Pasinetti, che è l'azienda agricola Bortoluzzi Davide, ma proprio ha detto, era sulla stampa, perché quando io ho letto il suo libro non è che ho preso tutto per oro colato, no, ho guardato in internet, è vero, eccetera, eccetera. È vero che voleva fare la modella, effettivamente sì, voleva fare la modella, ho guardato anche la faccia e ho detto, ma se sa mai, invece è vero, come una bella ragazza, e ha detto no, preferisco, ha detto, proprio fare il pastore piuttosto che fare la modella. Cioè io penso che nel momento in cui le ragazze pensano al botulino, alle veline, eccetera, questo sia un esempio importantissimo, importante, determinante, assolutamente. La passione. C'è chi ha detto il vivere in montagna, lavorare in montagna è uno stile di vita, è una passione, non è che io dico vado a lavorare perché ho la paga a fine mese, no, quella è veramente, l'hanno detto i protagonisti, una cosa secondaria. La mia paga, come dicevo io prima, alle montagne, è una cosa veramente che va al di là. Soprattutto, quindi la speranza dei protagonisti, che ha fatto emergere la passione, la voglia di vivere e anche del far vivere il territorio, quindi far vivere il territorio assieme a loro. Quindi, come avevo detto l'altro giorno in conferenza stampa, dal mio punto di vista questo è un itinerario lavorativo e emozionale. Noi possiamo leggere vari libri, trattati di vari tipi, ma questo è un libro che io dico, e voi siete i protagonisti, è un libro veramente emozionale, che ti fa veramente emozionare. E soprattutto una cosa importante, che è proiettato verso il futuro. Quindi non è un libro che io lascio lì, sono delle parole che lascio lì. No, questo è un libro aperto, potrebbe scrivere la seconda parte con altre persone, no, dico io, una seconda parte, perché è un libro veramente molto molto aperto. Allora adesso ecco, potete anche interagire anche con quello che dico io, così la butto là nella tavola rotonda, senza adesso... con gli occhi così come il secondo libro. Ecco, il secondo libro. Ecco, allora, sì, chiaramente la Claudia, quindi Claudia Scarzanella, che dicevo prima, presidente di Confartigianato Belluno, e siamo a pagina, ecco qua, perché io sono andata chiaramente, dato un'occhiata, vedete come insegnante, ho preso un po' tutti gli appunti importanti, quindi Val Zoldana. Allora Gianandrea è andato Val Belluna, questo è il itinerario, Val Zoldana, la Gordino, l'Alpago, Alto Cadore Ampezzano, Centro Cadore Comelico, e mi è piaciuto anche la parte finale, cioè ha intervistato il direttore Bortoli a Latte Busche, giustamente perché poi azienda importantissima del nostro territorio, e c'è un bellissimo excursus alla fine, anche quello è stato un tocco finale determinante, latteria cooperativa con 100 milioni di fatturato che esporta in tutto il mondo. Allora, la Claudia Scarzanella, adesso darò la parola a lei, dico solo due parole, quindi segheria, uno dice come noi ragazzi abbiamo fuori le due ragazze delle Olimpiadi forestali che stanno tagliando con la motosega, ecco, due ragazze di là e la Claudia qua, e diamo la parola a lei. Buongiorno a tutti innanzitutto. No, dicevo che ho fatto una battuta, siccome so quanto impegno ci ha messo Gianandrea, quante domeniche ci ha speso a scrivere questo libro, credo quindi anche la moglie sicuramente va ringraziata perché ha dato una grossa mano. Che dire?
Io sicuramente penso che la passione sia, come hai detto tu, un punto fondamentale per poter vivere in montagna. Noto con piacere che questa passione sta prendendo piede fuori dalla montagna, cioè questo sentimento non ce l'abbiamo solo noi che viviamo in montagna, ma nel caso di Gianandrea è un esempio. La montagna riesce proprio a trasmettere questo sentimento forte e quindi sicuramente sarà motivo di attrattività nel futuro. Credo che per essere veramente attrattiva però la montagna dobbiamo noi in questo momento metterci in gioco, noi abitanti della montagna, noi che abbiamo le aziende in particolar modo, perché noi possiamo trasmettere veramente un'idea di futuro positivo a chi sta fuori e anche ai nostri giovani e a chi sta nei nostri territori e vive nelle nostre comunità. Mi è capitato 2 giorni fa di ricevere in segheria dei ragazzini delle medie lì del posto di Zoldo che stanno facendo un progetto Interreg con l'Austria proprio sull'importanza del futuro, no? Sulla visione di futuro. E quindi sono venuti da me perché effettivamente la mia azienda è lì dalla fine del 1800, quindi è la 4ª generazione, e io a un certo punto mi sono chiesta se avesse ancora un senso resistere e andare avanti con un'attività che aveva così tanti anni. Allora è chiaro che ti devi sempre reinventare, però a un certo punto quella è l'attività e dici ma che senso ha? Ce l'ha ancora il senso. E il senso effettivamente sta proprio nel valore che dà la comunità, perché credo che prima si è toccato l'argomento musei, credo che certe attività siano effettivamente dei musei che non sono statici, non aprono e chiudono, ma sono veramente testimonianze vive e attive nel territorio, e quindi abbiamo questa grande responsabilità di trasmettere ai nostri ragazzi, ma anche alle persone da fuori, che c'è un futuro, dipende da noi. Noi siamo i primi che dobbiamo crederci, quindi concordo con la sindaca. Spesso vedo che c'è un po', non un po', un po' tanta mancanza di prospettiva nel futuro, di visione positiva rispetto al futuro. E quindi anche il fatto di mettersi in gioco, io qualche volta mi dico ma accidenti, è faticoso fare tutto, no? Perché poi insomma quando ti rendi disponibile poi veramente ti prendono a far tutto, no? E qualche volta diventa veramente faticoso, però credo che ogni persona nel proprio ambito, quindi chi ha un'azienda, chi insegna, chi è un amministratore, deve nel proprio ruolo prendersi a cuore questa che è proprio una vera missione per noi a questo punto, quella di trasmettere quelli che sono i valori dello stare in montagna e del vivere in montagna. Credo che ogni pane ha la sua crosta, non è che vivere in città sia tutto super, ci sono tanti servizi, tante possibilità, ma ci sono anche tanti problemi che in montagna non ci sono. Quindi penso che stia proprio a noi valorizzare questi lati positivi. I lati negativi ci sono, ma penso che potrebbero anche essere superati con un modo diverso di operare, attraverso il fare squadra per esempio, e quindi tante difficoltà potrebbero proprio essere superate in questo modo. Credo ci siano delle barriere culturali che però penso che stiamo abbattendo, e questo è un esempio importante, e quindi vi ringrazio per l'opportunità per oggi, per la presentazione, e ringrazio anche Gianandrea perché ha avuto un'ottima idea per fare un ponte tra quella che è la città e la montagna. Noi in qualche modo qui in montagna siamo sempre stati collegati a Venezia, storicamente collegati, e quindi io auspico che questo possa essere un motivo di forza e di rinascita e di valore per entrambi, e quindi è un lavoro importante secondo me quello che hai fatto, perché getta proprio le basi
per una nuova prospettiva. Ecco. Faccio una domanda. Chiaramente siamo in un momento particolare, c'è stato Vaia, cosa ne pensi di questa problematica del nostro territorio? È fragile, dobbiamo fare qualcosa perché parliamo del settore legno e di conseguenza segheria, legname, tutti gli schianti che ci sono stati. Avete sentito tutti, forse no? Sì? Allora, rispetto alla tempesta Vaia e agli schianti che ci sono stati, alla problematica legata al legno, penso che il problema sia evidente, è un problema più grande di noi, non c'è stata facilità a gestirlo, anzi ad oggi le difficoltà sono enormi, ci sono molti punti interrogativi. Gli interventi sono stati fatti in parte e penso che non sia pianificabile l'intervento e quindi, non essendo pianificabile, credo che si possa scoprire solo in divenire che cosa poter fare. E noi possiamo essere protagonisti o no? Noi dovremmo essere protagonisti. Ci sono però molte difficoltà, un po' secondo me c'è stata una difficoltà di dialogo con la politica e quindi credo che dobbiamo pretendere incrementare questo dialogo, quindi renderlo più proficuo. Dall'altra parte credo però che sia effettivamente una situazione talmente eccezionale, talmente difficile, che davvero non c'è tecnico, non c'è professionista, non c'è politico che riesca veramente a fare un quadro e ci vorrebbe la bacchetta magica, no? Un po'. Quindi credo che la cosa importante sia che, come ho detto prima, anche in questo caso il lavoro di squadra è fondamentale. Ognuno ha delle competenze nel territorio, come amministrazione ma anche come aziende, tanti hanno tante competenze. A me piacerebbe che venissero costituiti dei tavoli, che si potesse parlare, ma proprio tra tecnici, e quindi auspico questo, che riusciamo a fare tesoro di questo che è successo per modificare la nostra modalità anche di lavorare e quindi un'altra volta costituire reti. Noi abbiamo aziende troppo piccole per affrontare disastri del genere, ma anche per essere comunque sul mercato, a prescindere dalla tempesta, a prescindere dal disastro. E quindi davvero l'unico modo che abbiamo per andare avanti è metterci insieme. Le reti possono essere verticali, orizzontali, cioè abbiamo anche strumenti di ogni tipo, insomma oggi non ci mancano gli strumenti, manca tanto proprio la cultura del fare rete e quindi spero che questo disastro che è accaduto, io l'ho detto più di una volta, spinga e porti a un risvolto positivo, che è proprio questo. Di cambiare un po' modo di operare, di lavorare, e non possiamo più pensare di guardare al nostro metro quadro intorno senza pensare poi a quello che sta di fuori. Bene, grazie Claudia. Ecco, grazie mille, sentite nella profondità delle parole anche di Claudia l'importanza del fare squadra, l'ha ripetuto e l'ha ripetuto. Ho fatto questa domanda perché noi abbiamo avuto qui chiaramente il presidente Zaia. Lui nel parlare di Vaia ha detto può essere una rinascita del territorio in un certo modo, come ad esempio con tutti gli schianti si può non ricostruire tutto il bosco ma lasciare chiaramente il terreno. Perché? Perché io ho letto in tante vostre dichiarazioni, delle dichiarazioni che dice non c'è terreno, quel poco terreno è frammentato e dove vado io a fare la coltivazione? Allora l'ho buttata là in questo senso, perché tante volte da un evento negativo si può chiaramente portare a casa qualcosa di positivo.
Leggevo l'altro giorno un trattato sulla shock economy, ecco ve lo lascio così, questa è una shock event che può essere anche poi riportato con una shock economy. Questo è un ragionamento perché il nostro territorio cambia continuamente e quindi da qualche cosa di negativo noi facendo squadra, come dice chiaramente Claudia, dovremmo riuscire a portare avanti qualcosa di positivo. Adesso passiamo a qualche maschio, vero? Perché fino adesso siamo 4 femmine e 4 maschi, par condicio perfetto, vero? Ecco, quindi il vivere in montagna, il vivere in pendenza, se non ci sono le donne, chiaramente no, i maschi da soli, no? Niente da dire, ecco, niente da dire, no, adesso devi dire qualcosa, cominciamo da te. Ecco, allora cominciamo appunto da Marco Guerri, che è il ragazzo più giovane, mi sembra per 23 anni, mi ero segnata, prego? Ma quando ho scritto il libro magari erano 23, c'era scritto lì 23 anni, no? Sì, perché puoi correggere la tua professoressa, no. Quindi ho scritto giustamente, allora Marco Guerri, agriturismo in Nevegal, azienda agricola post dal pago, quindi ho messo insaccati, maiale bovino, miele, 18 alveari, marmellate, piante di mirtillo. Ecco, tu infatti sei una persona che ha detto ci sono problemi di frazionamento della terra, vero? Ecco, partiamo da là, prego Marco. Grazie. Niente, io diciamo ho affrontato questa avventura semplicemente perché credo che il posto dove viviamo è il posto più bello del mondo, non lo nego, e però strada facendo, cioè, lo cominci un po' come uno scherzo, però ti accorgi che effettivamente i problemi ci sono e se non vengono presi seriamente per mano più avanti sarà ancora peggio. Quello del frazionamento fondiario è un grosso problema qua da noi, perché semplicemente per sfalciare dei prati la quantità di burocrazia e di carte è una cosa che ve la raccomando. E quindi questo ti porta via il tempo per fare altro, per promuovere la tua attività o per seguirla, cioè devi investirci veramente del tempo. Sì, io ho aperto l'azienda agricola a 18 anni perché non me ne vuole la prof, ero allergico un po' al cartaceo, quindi ho detto che ho preferito fare altro e ho aperto l'azienda agricola facendo una cosa che ho sempre fatto in casa, nel senso che seguivo mia nonna con le bestie e si usava per uso familiare, però ho scoperto che quando facevo un salame e lo portavo a cena dagli amici piaceva e me ne chiedevano, e allora così per scherzo ho cominciato a fare questo piccolo laboratorio, sì, è nata così, e quindi da lì l'idea di partire dal prodotto che per noi è una rampa di lancio come il salame, perché nella Trevigiana soprattutto ce lo invidiano perché noi lo facciamo in un modo in cui loro non riescono a farlo per temperature e altri problemi, e però diciamo che il mio obiettivo è sempre stato quello di portare il mio prodotto direttamente sul piatto, un po' per dargli il giusto valore economico, ma anche perché secondo me il turista che viene qui e mangia un prodotto buono, genuino e del territorio, quando pensa al prodotto pensa al territorio e viceversa, quindi gli dai un'emozione fondamentalmente, lui si porta a casa un'emozione. E niente, 2 anni fa ormai è capitata questa fortuna di questo bando che io cercavo da tanto tempo per un agriturismo, e devo dirlo perché è stata così, per puro caso ho scoperto di questo bando in Nevegal, che per me è sempre stato un posto che ho a cuore perché ho imparato a sciare lì da piccolo, quindi l'idea di poterci tornare e esserci quasi protagonista mi allettava, insomma. Io sono uno che ha bisogno di sfide e quindi l'idea di crederci in un momento in cui purtroppo il Nevegal è un po' condizionato mi faceva brivido, e quindi ci ho provato e per fortuna il bando è andato a buon fine, e da 2 anni ho in gestione questo agriturismo nella strada che dalla Casera porta al Visentin, e io devo dire che il Nevegal non è morto. Faccio una domanda, perché lui poi dice: allora, in Alpago abbiamo tutto, lago, montagna, e manca il concetto di ricettività. A volte arrivi in un posto e sembra che fai un dispetto. Prego. Perché la sindaca appena detto so dove andare a mangiare adesso. Prego. Sì, nel senso che
secondo me il problema un po' del bellunese in sé è che il turista ogni tanto ci dà fastidio, nel senso che sì, in un bar o in un ristorante, se arrivi dentro a un orario un po' più scomodo quasi ti guardano male. Invece secondo me quello è il trampolino di lancio per il nostro territorio, nel senso che se la persona che viene a farsi una camminata in Nevegal trova dietro il banco una persona col muso che ha voglia solo di tornare a casa, sicuramente l'altra volta dopo magari va in Cansiglio anziché venire in Nevegal. Quindi secondo me questo è il problema. Se tu invece li accogli con un sorriso, e anche se il piatto non è da stella Michelin, però gli spieghi perché lo fai e come lo fai, lo apprezza molto di più che se non un piatto messo là con un broncio, ecco, quello. E quindi è questo che io dico, secondo me noi viviamo in un posto che potrebbe tranquillamente vivere di turismo legato al territorio, perché se non c'è cura del territorio non si può fare turismo. Però non lo sfruttiamo, abbiamo poco da lamentarci del Trentino perché loro semplicemente fanno questo. E così, è cominciata così e adesso ho altre idee in mente, ma non ve le dico se no non ho più sorprese. Però sì, sono molto soddisfatto del mio agriturismo lassù. Adesso ho fatto la cucina nuova che appena la burocrazia mi permette ricomincia a pieni regimi e niente, bisogna fare squadra come ha detto prima la signora, e avanti tutta, che abitiamo nel posto più bello del mondo. Oh, perfetto, bravo, secondo applauso, ecco. Quindi sentite, 24 anni, adesso ho detto giusto, quindi 24 anni, a noi fa piacere, riempie d'orgoglio, insomma i giovani che si mettono senza nessun tipo di paura. Lui ha detto quasi per scherzo, per sbaglio ho visto un bando, non è che ha detto prima vedo i soldi poi faccio, prima ho l'entusiasmo e dopo con l'entusiasmo vado a vedere come fare. Questo è veramente importante. Allora verremo a mangiare, vero? Ecco, con la sindaca in primis. Ecco, vicino anche il presidente dice lui buon venestiano, bisogna andare a mangiare, giustamente, no? Andiamo a mangiare pastiglie, ecco, giusto. Ecco, vicino abbiamo Claudio Polesana che nel nostro libro è citato assieme a Deborah Zanella, quindi mi fa piacere che il nostro autore abbia messo giustamente anche la moglie, perché è veramente molto, molto importante. Primo gregge biologico, vero? Ho segnato. Quindi verso la biodinamica. Ecco qua magari ci fa così capire un po' il nostro concetto di agricoltura tradizionale, biologica, biodinamica, eccetera, che è molto importante. E poi pecore, razza Lamont e razza Feltrina, vero? Prego. Eccomi qua, salve, sono Claudio Polesana dell'azienda agricola Terra dei Gaia. Niente, la mia storia agricola inizia circa 5 anni fa, quando tra le scelte di vita c'è stata quella di cambiare completamente lavoro, e quindi sono passato dal mondo del commercio, dove sono rimasto per 16 anni circa, ed ho aperto una piccola azienda agricola a Feltre, e da subito siamo partiti con la conversione al biologico, che è un po' il fulcro, insomma, del nostro pensiero, perché crediamo che di terra ce ne sia una sola e convenga trattarla quantomeno nella migliore delle maniere possibili, e questo era il percorso più giusto da seguire. Siamo una piccola azienda e produciamo principalmente vino con delle piante autoctone, quindi abbiamo deciso di recuperare quello che il territorio ci dava. Abbiamo, forse non lo sapete, però nel Feltrino soprattutto la viticoltura è stata molto importante. Fino all'inizio del Novecento avevamo quasi 1000 ettari vitati, quindi era assolutamente di rilievo per l'economia delle famiglie, e recuperando questi vitigni abbiamo voluto ridare il nostro contributo per un territorio al quale siamo davvero molto affezionati, come tutti i miei colleghi. Io sento questo amore per la provincia di Belluno e sono convinto che possa darci delle grandi soddisfazioni, ecco. Per riuscire a sopravvivere in ambito agricolo ci siamo spostati anche su altri settori, e da lì la scelta di allevare la pecora di razza Lamont
un po' per la mia passione per questo animale e un po' sempre per il territorio, perché è una razza autoctona ed è in forte difficoltà perché è quasi estinta, diciamo, quindi abbiamo deciso di intraprendere questo tipo di allevamento per preservarla, cercare di preservarla. E poi dall'uva produciamo confetture d'uva, produciamo una linea di cosmesi naturale derivata sempre dall'uva, quindi un prodotto un po' particolare. Separiamo le vinacce dai vinaccioli, raccogliamo la linfa delle viti adesso che iniziano a piangere, coltiviamo fagioli, quindi ci siamo dati un po' da fare appunto per riuscire a rimanere nella nostra provincia, perché non nego che da fuori ci siano stati dei contatti per poter fare qualcosa, forse sarebbe stato anche più facile, però l'amore per la mia terra rimane tale che ho scelto insieme a mia moglie di continuare. Le soddisfazioni sono tante, perché produco un prodotto mio e quindi quando qualcuno assaggia un vino e ne resta entusiasta, per me è molto importante, ed è anche importante la persona a cui magari può non piacere, perché comunque ti crea l'opportunità per migliorarti, diciamo. Di contro la burocrazia, senza ombra di dubbio, è davvero la parte più difficoltosa per delle piccole aziende, dove io ho bisogno di lavorare sostanzialmente, non di passare giorni in ufficio, però in qualche maniera ce la facciamo, ecco, un po' come famiglia e un po' cercando di discutere con i miei colleghi per trovare magari delle forme di aggregazione, per cercare di semplificarci la vita. Quindi stiamo cercando con un paio di agricoltori di capire se c'è la possibilità di fare una rete per fare dei lavori assieme. Ci diamo da fare in quel senso. Questa è un po' la criticità. Poi sul lato invece economico sono convinto che abbiamo dei prodotti davvero molto molto alti, ma al di là del fatto che siano i miei prodotti o degli altri miei colleghi, sono davvero di pregio. Ecco, mi è capitato molte volte di uscire anche fuori provincia e avere dei grandi apprezzamenti, insomma, quindi probabilmente questa nuova generazione di agricoltori, di giovani agricoltori, anche più giovani di me, io credo stiano lavorando molto bene, ecco, e spero che il territorio e la sua salvaguardia diventi per questa provincia un punto cardine. Grazie mille a Claudio, ha toccato delle tematiche molto importanti. Cerchiamo di muoversi, noi ci stiamo muovendo, proviamo a muoverci, diciamo, abbiamo l'anno scorso noi lavorato parecchio per la formazione così di un biodistretto della provincia di Belluno, eccetera. Abbiamo cominciato a buttare delle basi, poi vediamo se il tutto procede, perché ad esempio il biodistretto della provincia di Belluno non significa che tutte le aziende devono essere biologiche, ma siamo stati in Svizzera a vedere, si vende un territorio, questo è molto importante, e soprattutto per poi salvaguardarlo. L'altro giorno parlavo con una persona che abita in Germania e dice: quando noi andiamo al supermercato, se vedo l'origine, se noi vediamo l'origine che è Veneto o Belluno, la frutta o la verdura non la laviamo neanche. Cioè, così mi ha detto proprio, perché sappiamo che non occorre che sia marchiata biologico, si viene da là, non si lava, perché sappiamo com'è, e questo mi ha fatto veramente, veramente molto piacere. Ecco qua, andiamo in Val Visdente, eccoci qua, anche qua, quindi Giovanni Casanova, Malga di Gnas, Val Visdente, circondata dai boschi, perché immagino che quando ero infatti stavo dicendo, quando è stato scritto il libro ho proprio sottolineato, ecco qua una parte veramente particolare, fa già gli occhi lucidi, ecco, perché i boschi fanno parte della vita.
Anch'io quando dovevo tagliare un albero lì davanti, vabbè che anche i miei hanno la segheria, ma insomma che ne hanno tanti, ma tagliare quello là davanti mi è veramente dispiaciuto, perché l'albero cresce con te, c'è poco da fare, l'albero cresce con te. Quindi a Torniaggio, circondato dai boschi, e prima ha lavorato nella polizia locale. Ecco, un'altra cosa che ho notato, che tanti protagonisti facevano un altro lavoro prima e poi hanno capito che di vita ce n'è una sola. Ho letto una volta in un libro, non è che noi viviamo in malacoppia e dopo c'è la bella coppia, no, questa è, cioè si vive così, non possiamo riscrivere la vita in bella coppia, ma questa è l'unica e quindi è importante viverla. Quindi della polizia locale del comune di Sappada e poi l'occasione dell'agriturismo, quindi il disastro vai adesso in Val Visdende e poi mi è piaciuto molto il turismo sportivo e sostenibile. Allora adesso sentiamo Giovanni cosa ci racconta. Buongiorno a tutti, Giovanni Casanova, Malgadini al Val Visdende. Dunque, la mia storia personale ovviamente è legata alla famiglia. Mio padre aveva un'azienda agricola sempre in Val Visdende, io lì sicuramente a morire di esserci nato, però sicuramente ho imparato a camminare, magari inciampandomi nella cioccolata e niente, quando ho iniziato a lavorare, a 22 anni mi sono trovato dipendente comunale e ho resistito per oltre 30 anni. In parallelo, dopo che prematuramente è mancato mio padre, a livello familiare abbiamo sempre tenuto duro quel po' di azienda agricola che era rimasta, aggrappandoci alla passione, all'entusiasmo, alla voglia di fare. E un bel giorno è passato un certo treno e di lì ci siamo avventurati in questa malga che era un po' lasciata a se stessa. In quel periodo il nostro figlio, la nostra risorsa di famiglia aveva 18 anni e ci siamo buttati a capofitto. Io mi sono diviso un po' di anni fra il lavoro in comune e il lavoro in malga e siamo andati avanti e da una dozzina d'anni siamo lì che ci arrabattiamo e abbiamo messo in piedi questa realtà che più o meno insomma va. Soddisfazioni, come più volte ho detto a Gianandrea, quando la gente entra per porta ti chiama per nome, vuol dire che c'è già stata, che poi a me piace parlare, raccontare le storie alla gente, quindi quando la gente entra e ti chiama per nome, come va, come non va, e ci si riconosce, magari all'inizio poi il primo impatto non è semplice perché insomma dobbiamo memorizzare le facce eccetera, però poi un po' si fa finta, un po' vengono alla memoria i ricordi e si va avanti. Quelle sono le soddisfazioni, quando la gente se ne va, ti ringrazia, vedi che poi i piatti, come Gianandrea ha scritto, rientrano puliti, che non servono a lavarli, no? Quelle sono le soddisfazioni. Criticità tante, qualcuno ha citato la burocrazia. Beh, la burocrazia cos'è? È l'applicazione di norme, magari in maniera distorta. Io per fortuna facevo il lavoro che facevo. C'ero dentro, avevo una certa conoscenza professionale di una certa normativa e ho avuto la forza, l'energia di dire a chi era preposto all'amministrazione del territorio: mi spiace ma state facendo la cosa che non va bene, la cosa sbagliata, e siamo andati avanti.
poi non mi addentro nei particolari perché insomma i giornali ne hanno scritto anche qualche settimana fa. Trovare degli interlocutori sul territorio che si appassionano a quello che è il mondo dell'agricoltura, al mondo del territorio, perché la nostra realtà deve mettere insieme il turismo, la ricettività, la ristorazione, alla cura del territorio, che è pulizia del territorio, ma è anche cura del territorio, e qui parliamo del bosco. Gianandrea ha correttamente sintetizzato quello che ho cercato di dire. Cadore e Comelico hanno vissuto di occhiali, vivono di occhiali, ma sì, questi hanno chiuso l'emigrazione, certamente, ma il territorio è rimasto indietro, perché le nuove generazioni, adesso c'è un certo ritorno in funzione di quelli che sono gli aiuti comunitari, eccetera, però non c'è grande interesse generale per il territorio. Quindi criticità sono queste, cercare la maniera di fare mente locale, di far interessare concretamente e fattivamente i giovani. Questo è. Grazie. Prego, intervieni. Grazie. E adesso che ho sentito tutti quanti i vostri discorsi, direi che dal punto di vista politico strettamente ci sono 3 passaggi molto veloci che vorrei fare. Il primo, mi è piaciuto tantissimo sentir parlare di figli come una risorsa, un po' come era una volta, no? Chi aveva la fortuna di avere tanti figli era una famiglia ricca sostanzialmente, perché aveva poi qualcuno che continuava, e è forse un valore che dobbiamo tutti quanti noi, e la politica per prima, ribadire e riportare in auge, con politiche che permettano alle famiglie di fare figli, di poterli mandare a scuola, di crescerli con tutto quanto quello che serve. Il secondo passaggio è una maggiore sensibilità da parte della politica nei confronti degli operatori, che siano del legno, che siano del settore agricolo e quant'altro, con magari dei tavoli appunto di confronto, come si diceva, o addirittura potrebbe essere un tavolo permanente che parla di agricoltura e di artigianato, perché obiettivamente penso che pochissimi di noi sappiano esattamente come funzionano le cose, no? Magari siamo sempre davanti alla burocrazia anche noi, abbiamo le nostre difficoltà, però non ci rendiamo conto di quello che vivono loro, e quindi questo potrebbe essere il secondo passaggio. E il terzo, cosa a cui tengo moltissimo, è quello di cercare di portare i nostri giovani a fare una scelta di vita fin da quando scelgono le scuole, perché si sa che l'orientamento scolastico, quello delle medie, è molto difficile, sono ragazzi che sono piccolini ancora, quindi non hanno ben coscienza, e tendenzialmente, qua lo dico a un insegnante, ma tendenzialmente si porta sempre questi giovani a voler fare licei, a voler fare determinate scuole, no? Perché poi l'università, facciamogli conoscere anche cosa vuol dire fare l'agraria, cosa vuol dire fare, non so, un istituto tecnico, a fare una scuola che magari è più consona a quelle che sono le loro capacità, senza costringerli a voler fare per forza il liceo, insomma, no? Che poi non è detto, uno può fare l'agrario e poi va avanti, fa l'università e diventerà bravissimo in un lavoro che ama. Quindi in questo penso che anche come politica dobbiamo cercare di incentivare con finanziamenti o con quello che può servire questa cosa. L'altra cosa è l'importanza dei bandi, perché dei bandi, tutti quanti avete parlato di bandi, immagino PSR e quant'altro, e quelli non devono essere persi, devono continuare a riuscire a metterli e cercare di avere anche più soldi dalla parte dell'Europa per riuscire ad aiutare questi giovani. Grazie mille. Come vedete siamo veramente contenti anche che sia venuta appunto Silvia, perché giovanissima, anche lei giovane amministratrice, e auguro che abbia un futuro anche in politica, perché conosce bene le tematiche, un futuro più di quello, insomma, perché sappiamo che poi i posti del potere è importante che ci siano
posti di potere chi conosce i problemi. Conosco i problemi così so anche come risolverli, questo è veramente importante. L'ultima considerazione che faccio, che dopo passo la parola per le conclusioni all'autore, diceva bene Giovanni quando parlava della creatività eccetera, il ragionamento ad esempio della Gordino, il ragionamento degli occhiali eccetera eccetera. Io mi ricordo che avevamo fatto con la Daniela Perco seggiolai a Gordino e la creatività era che c'erano appunto questi seggiolai che andavano in giro anche per l'Europa con in spalla appunto questa attrezzatura particolare, andavano, impagliavano le sedie nelle famiglie e poi, non so chi ha letto il libro, forse Diego si ricorda, mettevano una piccola acciuga, una ringa in mezzo alla paglia, che così dopo 15 giorni che passavano dovevano rifare perché il gatto aveva distrutto tutta la sedia, la creatività, vero? La creatività che c'era della Gordino, oppure il famoso, la lingua che si erano inventati, no? Lo scappellamento del confe, perché dicevano le loro cose, mi là sono già passati, no, eccetera, e quindi veramente molto importante. Questa creatività deve assolutamente rimanere e non l'appiattimento di una monocultura della fabbrica eccetera, ma anche perché noi siamo quelli che hanno costruito, io mi occupo anche dell'emigrazione, parlavamo proprio prima con una persona che è appena tornata a fare un viaggio in Australia, insomma la parte dell'Opera House, la parte delle piastrelle l'hanno fatta i nostri, cioè tantissimi hanno costruito il mondo, adesso ci sono tante persone che ritornano, sono una prima generazione, una seconda generazione che ritorna anche da noi e portano quello che hanno imparato, ecco, quindi veramente importante. L'ultima cosa, poi passo la parola, è fare squadra. Mi fa piacere, Presidente, è vero che noi adesso abbiamo cercato un po' di fare squadra. Ecco qui una squadra importante, una squadra che conosce il territorio dal Feltrino al Cadore alla Gordino eccetera, la squadra di questo libro che cerca, che sta dialogando insieme, e quindi, vero Chiara, noi abbiamo cercato di avere un obiettivo di far dialogare le persone. Ringraziamo che sono venute, che hanno cercato di spiegare criticità molto importante, perché chi ascolta, noi registriamo tutto, poi lo mandiamo però Presidente anche ai politici, quindi se adesso avete un altro giro dire qualcosa è tutto registrato, poi lo mandiamo, così diamo anche il là. E quindi intanto nel ringraziare il nostro autore diamo la parola per una considerazione finale. Grazie, ma io devo ringraziare tutti quelli che sono intervenuti. Penso per uno che ha scritto un libro la cosa più bella sia sentire gli altri che parlano del suo libro, quindi io vi ringrazio le persone che ho intervistato, che sono qui, che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Poi devo ringraziare il Presidente della Longarone Fiere Bellati, la professoressa Flavia Colle e Chiara Bortolassa, che hanno avuto questa idea di permettermi di essere in questa prestigiosa sede per presentare questo libro, al sindaco di Selva di Cadore, che ha accettato di venire oggi pomeriggio a fare presenza, e a tutti voi ovviamente che avete seguito questo dibattito. Ma io, c'è la gondola, no? Io sono veneziano e che ama la montagna. Nel libro racconto che, come tanti veneziani, io passavo il mese di agosto in Cadore, in questo caso a San Vito di Cadore, da quando avevo 5 anni. E là, grazie ai miei genitori, ho imparato ad apprezzare la montagna, che amo moltissimo, e ho incominciato a apprezzare la montagna prima da un punto di vista, diciamo, da villeggiante, no? Quindi amavo i prati, i boschi, camminare nei sentieri, dormire nei rifugi, sentire in quel caso il rumore del Boid. La vivevo un mese, per me sembrava proprio un posto idilliaco. Poi, tornandoci e crescendo, ho capito che c'era un piccolo problema: chi viene in vacanza ci vive poco, magari un'altra stagione, poi se ne va. Invece c'è chi rimane, chi vive e che deve fare i conti con tanti problemi che c'è nel vivere in pendenza. L'ho capito avendo la possibilità di tornare più spesso in montagna, soprattutto di parlare con molte persone che vivono nel Comelico, nel Cadore, nell'Ampezzano soprattutto, e di capire che
bisogna starci molto per riuscire a comprendere quanto faticoso sia vivere in questo territorio, però quanto bello sia anche, perché tutte le persone che ho intervistato, la cosa che mi hanno detto tutti, proprio tutti, sia la qualità della vita che c'è qui, e che è vero, è una qualità della vita stupenda. Voi avete una potenzialità enorme. Quando ho scritto questo libro, che ho girato, ho parlato con voi, ho visto una grande emozione, una grande passione e anche la consapevolezza di una grande risorsa che avete, una biodiversità enorme, qualcuno me l'ha anche detto, no? E l'ho anche scritto, e io in questo libro ho voluto trasmettere quello, quasi per far capire ai bellunesi che devono valorizzare questa grandissima risorsa che hanno. Non è facile, ci sono tanti problemi. Io vengo da Venezia, paradossalmente, come giustamente diceva il presidente Bellati, che anche lui è veneziano, molte cose a Venezia sono simili qua. La differenza è che noi siamo orizzontali, voi siete in pendenza o verticali, ma lo spopolamento che c'è, come ha ricordato i dati, per Venezia è devastante. Una città privata della sua comunità, non è una città, è un bellissimo patrimonio dell'UNESCO per i turisti, ma venire a Venezia senza trovare un veneziano, senza poter conoscere veramente la storia e la tradizione di quella città o il valore di una gondola, è una cosa che fa la differenza. Venire in montagna quando vengo e parlare con voi, con la comunità che la vive, capire le vostre tradizioni, i vostri dialetti e sentire questa grande passione che c'è, è una cosa che fa la differenza. E l'ho detto un po' andando a intervistare. E poi sono il veneziano, la prima cosa che mi ha detto Claudio quando sono andato a rompere le scatole, mi ha portato in giro a vedere dei posti bellissimi, filtrino, ha detto ai veneziani, vieni nei nostri orti, fa spesi, va via gratuitamente perché pensa che sia tutto gratis. La seconda cosa, se quei che vi a rovinare i boschi andando a funghi, ammetto che vado a funghi e conosco anche più posti dei bellunesi dove ci sono, però secondo me i trevisani fanno peggio danni. Poi ho scoperto il Bellumat e mi sono dovuto vedere tutte le parodie sui veneziani, che siga. Adesso un po' meno perché il Nevega ha qualche problema in più, però che dava. E io ero uno di quelli, io partivo all'alba da Venezia, prendevo il vaporetto a Rialto con gli scarponi da un lato, gli sci dall'altro, arrivavo alle 6 di mattina, prendevo il treno della neve che da stazione Santa Lucia arrivava appunto delle Alpi, entrambi i posti, poi prendevo il pullman, andavo a sciare al Nevega con gli amici, sciavo tutto il giorno e poi ritornavo. Quindi il veneziano era quello che sigava il seggio via e si faceva notare subito. È vero, siamo questi. Siamo anche però delle persone, ovviamente non tutte, ma che ama la montagna bellunese e che farebbe di tutto per far capire la grande forza che avete, facendo squadra e valorizzando prodotti di nicchia, che vuol dire anche controllare il territorio, essere sentinelle del territorio, e che è fondamentale anche per chi sta in pianura, perché chi cura il territorio diminuisce il rischio idrogeologico e le conseguenze che ci sono in pianura. La salvaguardia del territorio montano ha conseguenze dove viviamo in pianura e questo è fondamentale. Tutto questo quindi io che ringrazio voi di avermi permesso di scrivere questo libro. Penso che la politica e le istituzioni forse sono troppo abituate a stare in orizzontale e quando legiferano fanno delle leggi che non tengono conto invece delle specificità di chi vive in pendenza. Questo è un messaggio che va fatto. Io vengo da una città che dopo l'alluvione del 66, che ha colpito anche queste zone, e spesso non si ricorda questo, si ricorda Venezia, si ricorda Larno, Firenze, ma non si ricorda i disastri che nel 66 è stata fatta in questa zona montana. Ci fu una legge speciale, anzi nel 73 successivamente numerose leggi speciali per Venezia, perché era stata riconosciuta una specificità di quella città da tutelare, anche perché è sito UNESCO. Io penso che la montagna sia parallelamente uguale, è sito UNESCO, ha delle specificità importantissime e che abbia bisogno di una legislazione adatta a queste specificità che aiutino chi vuole vivere e stare in montagna. Penso che la politica debba lavorare in questa direzione perché
pur di pianura Venezia, addirittura di mare e Belluno di montagna, però le tematiche, le problematicità sono le stesse e sono talmente in due posti siti UNESCO particolari che meritano una legislazione specifica. Questo è quello che il passaggio che posso fare. Ringrazio tutti, ovviamente ci sono altre aziende che non sono venute, che sono raccontate nel libro, che ho portato qua, che in vendita, se lo comprate leggerete anche di quello. E io basta, direi che ringrazio.